Ciao Putei e nonno ve conta sempre qua assieme tutti i miei pelus. E a fiaba che ve conto stavolta si chiama a Giri Giri Cocoa. E ora vi era un mercante di quei di una volta che aveva 3 figlie e doveva andare in viaggio per certi sui spese che aveva da fare e che ha detto ai fioi: prima di partire vi farò un regalo perché voglio lasciarvi contente. Diseme cosa che vuoi. E Tose era pensa su e dopo che ha detto che voleva oro, argento e seda da fiare. Suo papà che comprava oro, argento e seda e dopo è partito raccomandando che si comportasse tutte quante bene. A più piccole 3 sorelle che si chiamava Giri Giri Cocoa, era la più bella e le sorelle erano sempre invidiose di sta qua. Quando che suo papà è partito, a più grande agacciava l'oro subito da fiare, e a seconda si era tutto l'argento e a seda e gli ha data a Giri Giri Cocoa. Ciò, dopo pranzo, e si era messo a fiare tutte e 3 da finestra e la gente che passava e guardava in su ste 3 tose e passava in rassegna sempre con gli occhi di tutti e si fissava qui a più piccola. Se veniva sera e nel cielo passò anche a luna a guardare a finestra e ha detto: quella dell'oro è a Sebea, quella dell'argento è a Sepibea, ma quella della seda le vinse tutte. Buonanotte, belle e brutte. A sentire sta roba e 3 sorelle e si divorava, anzi e 2 sorelle e si divorava da rabbia e ha deciso di scambiarsi il fio. Il giorno dopo ha dato Giri Giri Coco all'argento e dopo pranzo si è messo a fiare la finestra. Quando che si passa verso sera a luna si è messo a dire: quella dell'oro a Sebea, quella della seda a se più bea, ma quella dell'argento le vinse tutte. Buonanotte, belle e brutte. E che altre 2 sorelle piene di rabbia e gacciapà a fare a Giri Coco e a tanti di quei sgarbi che aveva pazienza di quella poveretta per sopportarle. Però nel pomeriggio del giorno dopo, mettendosi a fiare a finestra, da Drio e che dà a ea l'oro per vedere cosa che aveva detto a Luna. Ma a Luna appena che si è passata si è messo a dire: quella che fia l'argento a Sebea, quella della seda a se più bea, ma quella dell'oro le vinse tutte. Buonanotte, belle e brutte. Ormai di Giri Giri Coco e sorelle ne poteva neanche sopportare a guardarla e agacciapata e agaccerata dentro sul graner. E povera tosata stava tutto il giorno a piangere e quando è che a luna ha aperto e a finestrea con un raggio che ha detto: vieni qua e l'ha agacciapata per man e l'ha portata via con ea. Il giorno dopo, del pomeriggio seguente, i 2 sorelle filavano da su e ciò a finestra e di sera si passava la solita luna e che dice: quella che fia l'oro se bea, quella che fia l'argento se più bea, ma quella che a casa mia le vinse tutte, buonanotte, belle e brutte. E sorelle, a sentir questo, e si corse a guardare su in graner e Giri Giri Coco non vedeva più e che mandava a chiamare un'astrologa che astrologasse dove che era sua sorella. Il responso di astrologa e a fu che Giri Giri Cocola era in casa con la luna e non era mai stata tanto ben così. Ma come potremmo farla morire? E che subito domandai ai sorelle: ah, lasciami fare a me, ha detto l'astrologa, si era vestito da singara e dopo si andava sotto le finestre della luna
sigando e son mercanzie che aveva. Giri giri coccola, a segà a faccia e l'astrologa che ha detto: tutti sti bei spiloni, guarda, glieli do per poco, ti davo per poco, anche per niente. A giri giri coccola, quei spiloni che piaceva davvero. E così ha fatto entrare in casa l'astrologa. Ci aspetta che gliene metto uno nei capelli, ha detto l'astrologa. E gli ho impiantato sulla testa, giri giri coccola, si è diventata subito come una statua. E l'astrologa si è scampata e ha raccontato quello che è successo a che altre sorelle. Ciò, quando che a luna si è tornata a casa dopo il suo giro intorno al mondo, ha trovato Osata che era diventata una statua e ha ciappato a dire: ecco, ti avevo detto di non versare nessun, te mi gandi subito, te meriteria che ti assasse così. Ma dai, che ho compassione di te. E così ha tirato via il spione dalla testa. Giri giri coccola, si è tornata a vivere come prima e ha promesso che non darebbe più verto proprio a nessuno. Dopo un fià che altre sorelle si tornate dall'astrologa a domandare se giri giri coccola era sempre morta. E l'astrologa ha consultato i suoi libri magici e ha detto che non capiva come mai che Tosata era di nuovo viva e anche sana. E sorelle ha ricominciato a pregarla di farla morire di nuovo. E l'astrologa si è tornata sotto le sorelle, sotto le finestre di giri giri coccola con una cassetta di pettini. E a Tosa, avendo tutti quei pettini, la è stata buona di resistere e ha chiamato la donna un'altra volta in casa. Ma appena che ha messo in testa il pettine, è diventata un'altra volta una statua e l'astrologa un'altra volta si è scampata dai sorelle. A luna, come al solito, si è tornata a casa e ha visto un'altra volta la statua a segare inrabbiata e ha detto di tutti i colori. Ma quando che si è sfogata, l'ha perdonata ancora, a che ha cavato il pettine della testa e Tosata si è risuscitata. Però sta attenta che se succede ancora una volta, a me te sono morta e giri giri coccola e ha promesso che non avrebbe più fatto entrare in casa nessuno. Ma figuremose che altre sorelle e astrologa se si arrendeva. E ciò avviene un'altra volta con la camicia ricamata, la più bella camicia che fosse stata mai vista. A giri giri coccola, gli piaceva tanto che voleva provarla. E appena che l'ha messa indosso, è diventata una statua ancora. E a luna stavolta non ha più voluto sapere. Statua come che te ieri per 3 centesimi e che aveva venduta a un spazzacammin. E spazzacammin girava in città con una bella statua legata al busto del suo asino, finché non l'ha vista il figlio del re. Questo è rimasto tutto innamorato di sta roba e l'ha crompata a peso di oro e l'ha portata nella sua stanza e passava le ore a adorarla. E quando che andava fuori e serava sempre a stanza a chiave perché non voleva essere solo a guardare sta bella vista. E sua sorella, dovendo andare a una gran festa da baio, e voleva farsi una camicia compagna alla camicia della statua. E intanto che suo fratello gli era fuori con una chiave falsa e se ne è dentro per cavargli la camicia. Appena che la camicia che si stava cavata, giri giri coccola si era mosso e si è tornata viva. E sorelle, per poco non è morta da spavento, ma giri giri coccola ha raccontato la sua storia di come che era finita statua. E allora era fatta scondere da dietro una porta e aspettare che tornasse il fratello. Il figlio del re che non vedeva più la sua statua e si sta acciappata dalla disperazione, ma si salta fuori a giri giri coccola che gli racconta tutto. E il giovane l'ha portata subito
dei suoi genitori che rappresentava come una sua vera sposa e non si era fatta subito e sorelle di Giri Giri Coccoa quando che la saputo da stroega e se morte di rabbia subito. Potei alla prossima, ciao.